I did my best to notice when the call came down the line. Zona Volley fa sosta questa settimana a Fontanelle, un piccolo comune situato in provincia di Treviso fra Conegliano ed Oderzo. La locale società sportiva si chiama Callima Volley e milita con la prima squadra in C femminile grazie alla promozione conseguita lo scorso anno. È stata una stagione a dir poco favolosa, nel senso che abbiamo giocato tutto il campionato con la voglia di vincere ed infatti abbiamo ottenuto il risultato. Quest'anno lo stesso, è una Serie C ma combattiamo ogni partita, per cui insomma, speriamo bene. La promozione dalla D alla C è stata un buon motivo per instaurare nuove collaborazioni. Sì, in effetti sì, l'anno scorso è stata veramente una grossa soddisfazione. D'altro canto ci aiutano le società vicine, così per fortuna c'è uno scambio, andiamo d'accordo e questo è molto importante insomma, per me, proprio anche per le ragazze stesse, insomma, per questi scambi, per educazione sportiva, insomma, che questo è quello che io punto, insomma, proprio nel sociale, ecco. Se abbiamo anche i risultati meglio, insomma, se le ragazze lavorano volentieri i risultati arrivano, sicuramente. Andiamo a conoscere allora nei numeri la realtà del Callima Volley. Noi abbiamo 50 tesserate atlete e per il momento operiamo solo nel comune di Fontanelle con 6.000 abitanti, quindi lavoriamo solo con ragazzi del paese, in aggiunta in Serie C adesso quest'anno di qualche prestito di qualche altra società, altrimenti operiamo solo con ragazze del comune. Nuove giocatrici da fuori comune solo per quanto riguarda la Serie C dunque, come ci conferma un'atleta giunta da Conegliano. Siamo praticamente poche da qua, siamo più che altro da fuori, tante da Conegliano, comunque una da Nervesa, io da Vittorio, quindi qua vicino. L'obiettivo stagionale per la neopromossa Callima rimane la salvezza. Beh, mi trovo bene, l'obiettivo per quest'anno è quello di salvarsi e comunque per il momento sta andando bene e mi trovo anche con le ragazze, con la squadra. A Fontanelle la Serie C è in piena zona salvezza, un piazzamento raggiunto dopo un gran lavoro iniziale sull'amalgama del gruppo. Abbiamo 6 ragazze nuove inserite, quindi è una squadra nuova e stiamo lottando per dare i frutti insomma, che la società si aspetta da noi. Fontanelle si fa conoscere dunque, grazie anche alla locale società di pallavolo. Voglio ringraziare il presidente e anche tutto il suo staff per quello che stanno facendo per Fontanelle e per questa società che stanno portando avanti. Mi auguro che continui ad avere quei successi che merita per la fatica e l'impegno che ci mettono tutti quanti, a partire dal presidente e tutta la società sportiva. Come amministrazione non posso che impegnarmi a garantire, a dare a loro il massimo dello spazio possibile perché possano portare avanti, soprattutto col settore giovanile, il lavoro che sta facendo per i giovani e con i giovani e che possano avere tutte quelle soddisfazioni rapportate all'impegno e alla fatica che hanno e che danno ogni anno, insomma. Ed infine una curiosità, da dove deriva il nome societario Callima? Da sempre, il Callima Volley è nato quasi 30 anni fa e io sono il terzo presidente ed questa è la mia quinta stagione. E Callima Volley perché è sempre stato questo nome di farfalla, è una farfalla dove la teniamo, infatti come vede nelle tute dappertutto rappresenta la nostra figura così, portata, proprio da 30 anni è sempre rimasto così.